Ci troviamo qui per Carnia Là ad Arta, davanti a noi c'è il presidente del comitato per la provincia della Carnia che assieme ad altri autonomisti si è rimesso in moto, si sono rincontrati oggi per fare il punto ed evidenziare quelle che dal loro punto di vista sono delle manchevolezze date da un vuoto che si è creato in seguito al commissariamento della comunità montana e alla carenza di quell'ente intermedio che loro tanto avevano sostenuto. Ecco, chiediamo a Gollino quali sono le risultanze di questo primo incontro e cosa vi proponete per il prossimo futuro. E non è stato bello per noi constatare che a distanza di scienze si torna a fare la politica e torna a fare le stesse errori che aveva fatto una volta. E riguarda che i nostri comitati hanno Sud, proprio perché di scienze fa, con che era stata serate e commissariate della comunità montana, i signasus no, proprio perché era un'assoluta carenza di idee e dopo il slungiare 2 o 3 volte il commissariamento era arrivato a un punto che schiadevano i termini se nessuno faceva nulla e noi abbiamo lanciato una proposta. Queste proposte, come che ben si sa, noi è là a buon fine per 1000 motivi, ma soprattutto per campanilismo di qualcuno che non era in chiarnie. Furde chiarnie e per qualche ostruzionismo di qualche chiarniel che aveva altri interessi. A distanza di scienze si è proprio e constatare che è stato tornato a fare esattamente gli stessi errori che volte e hanno abolito, fermato le comunità montane, li hanno commissariati a distanza di 1 anno e mezzo di commissariamento si è veduto che quel progetto che è saltato fuori è stato talmente limato dai compromessi, mole di una banda perché forze politiche, mole di che banda di altre perché altre forze politiche, contente che il sindaco, contente che l'altro, fatto sta che di un bel progetto, che poteva essere, alle franatio tutto che non l'ha contentato nessuno e dopo 1 anno e mezzo siamo esattamente allo stesso punto di partenza. Allora noi diciamo che se robischi non li avevano già veduti, li avevano già studiati, si vede un progetto che è pronto, vede un progetto che può essere anche riveduto. Non diciamo di no, per l'amore di Dio, si incappa che tutto è perfettibile, ma l'unica roba che non vogliamo vedere è che protrae secoli di assenza di idee. Non li vengono le idee, si viene anche madurata un'esperienza in quel tempo lì e si è disponibili anche a ponile a disposizione politica moderna. Ecco, quindi sono mutati i tempi, non tanto gli scenari, perché diceva che si sta ripresentando una scena che parzialmente è già stata vista e la vostra idea era al tempo quella della provincia dell'Alto Friuli, ricordiamo il referendum, ecco, ma adesso avete già realizzato su quale campo concretizzare le vostre idee oppure è un rimettervi in moto prendendo in considerazione anche altri assetti istituzionali, altri enti intermedi, la comunità montana oppure l'unione dei comuni o altro? Ma non facciamo battaglie sul no. Noi in che volta era stata chiamata provincia regionale perché la legge prevedeva che la nostra regione potesse fare delle province regionali, ma c'è chi vede in tal caso no, allora diverse da province come che la intende il comune, no, per intendersi. E si favorevoli alla soppressione delle province di Udine o di Gorizia o di Trieste o di Pordenone, perché l'ente lì è superato. Noi vogliamo un ente che si basi sui criteri dell'omogeneità e quindi di un territorio che ha gli stessi problemi, che ha un'identità culturale, storiche, economiche, sociale, eccetera, che sono i nostri criteri calvari. Il nome poi metterci che vogliamo, unione di comuni, province regionali, circoscrizione, non c'è nessun problema. E si incà e si impronta a tirare fuori tutta la documentazione per poter tornare a ripartire col problema. Grazie.